Siamo a Marchesane, nel piazzale del Donatore. Come vedete, alle mie spalle c'è la scuola primaria, quindi un luogo dove il futuro fa rima con il presente. Ebbene, proprio qui, a 2 passi dalla scuola, si è verificato quello che a tutti gli effetti è un atto vandalico che va a compromettere il futuro di queste piante. Ne parliamo insieme all'assessore al verde pubblico Andrea Viero. Assessore, che cosa è successo? Un gruppo di mamme si sono accorte che c'era stata una potatura anomala dei prunus pissardi che avevamo piantato l'anno scorso, una potatura che sicuramente creerà dei problemi allo stato vegetativo e alla salute di queste piante. Come si può notare, sono state tremendamente tranciate, tra l'altro in una fase che è quella della spinta della fioritura, una fase vegetativa proprio di spinta che sicuramente andrà a compromettere la salute di queste piante. Piante che molto probabilmente dovranno essere sostituite perché gravemente danneggiate. Si fa strada anche l'ipotesi che queste brutali potature possono essere state fatte in buona fede dalla mano poco esperta di qualche residente che in cuor suo voleva aiutare e non danneggiare. Fatto sta che l'amministrazione vuole risalire al colpevole, cosa non facile visto che in quell'area non ci sono ancora telecamere. È vero, qui in questo piazzale le telecamere mancano, ma fanno parte di quel progetto di implementazione del sistema di videosorveglianza che prevede proprio l'installazione di una telecamera a 360 gradi proprio in questo piazzale. La speranza è che atto vandalico o goffo tentativo di prendersi cura del verde pubblico, situazioni di questo tipo non si verifichino più.